L'Unitas Sciacca si aggiudica la 33esima edizione della Coppa Italia di Eccellenza Memorial Gianfranco Provenzano, batte al Falcone Borsellino di Paternò il Città di Avola per 1-0 e alza al cielo per la prima volta nella sua storia il prestigioso trofeo regionale. I neroverdi, guidati dall'esperto Angelo Calfano, con un gol di Di Mercurio nella ripresa riescono a fare loro l'attesa finale e portare nella città famosa anche per il carnevale la Coppa a lungo desiderata. Davanti a una straordinaria cornice di pubblico il match si apre con lo Sciacca che lamenta la concessione di un calcio di rigore su Ricculli, ma il signor Fundarotto dice di no. Insiste la formazione neroverde, Erbini dal fondo mette in mezzo per Cari che però strozza il sinistro trovando l'intervento non troppo complicato di Santillo. Nell'occasione ancora proteste dello Sciacca per un presunto tocco col braccio di Argentino, anche in questo caso però il fischietto di Trapani lascia giocare. Poi lo Sciacca torna a spingere, ma prima il destro di Cipolla dagli sviluppi di angolo si spegne sull'esterno della rete. Quindi il colpo di testa di Camarà sull'invenzione di D'Amico è bloccato centralmente da Santillo e infine la punizione di D'Amico nel recupero del primo tempo trova l'intervento del portiere. Gli sforzi dei neroverdi però vengono premiati nella ripresa quando al minuto 48 proprio da un calcio piazzato di D'Amico Di Mercurio anticipa tutti mettendo alle spalle di Santillo il pallone che di fatto spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Gol pesantissimo che fa esplodere di gioia numerosi tifosi saccensi che possono quindi esultare alla rete messa a segno dalla squadra di Calfano che fa così Sciacca 1, Avola 0. L'Avola non ci sta e tenta di rimettere in piedi la finale, ma il colpo di testa di Fratantonio al 64esimo viene bloccato dall'estremo neroverde, con quest'ultimo che risponde presente anche sulla punizione di Labruna al minuto 74. Sul ribaltamento di fronte però è lo Sciacca ad avere la chance per chiudere la sfida, con Margaritini che servito da Cari tutto solo davanti a Santillo spara incredibilmente sul fondo e sempre il neoentrato pochi minuti dopo non riesce da pochi passi a trovare lo specchio della porta. Occasioni che tengono a galla il Città di Avola e al 91esimo la punizione di Ricca mette i brividi alla squadra neroverde. Poi dopo 6 minuti di recupero concessi da Fundarotto la festa sognata e a lungo sperata dallo Sciacca può finalmente cominciare. Vince la Coppa Italia regionale l'Unitas